Con il taglio del nastro ha aperto ufficialmente l'ufficio di prossimità del comune di Brendola, che consente di svolgere in municipio molte delle pratiche di competenza del tribunale. Potremmo quindi far sentire un po' più vicini alla giustizia soprattutto quelle fasce fragili, minori, anziani, disabili, che difficilmente riescono ad avvicinarsi anche per titubanza, per timore e soprattutto anche magari perché hanno bisogno della famiglia che non sempre magari c'è, magari manca. Al fine di portarli alla conoscenza poi di una sede giudiziaria, qual è nel caso di specie il Tribunale di Vicenza per competenza, fino quindi alla valutazione di un giudice tutelare, per tutte quelle condizioni di fragilità per le quali il nostro ordinamento prevede che ci debba essere comunque una pronuncia in merito da parte del giudice tutelare. La diffusione sul territorio di sportelli decentrati del Tribunale è stata fortemente voluta dalla Regione Veneto, che ha utilizzato fondi europei, soldi e progetti che però necessitano anche di personale motivato a formarsi in modo specifico. Molte volte quando il cittadino si presenta in ufficio perché deve fare una pratica, deve fare un'autentica di firma e lì vedi che non puoi farlo perché il cittadino si trova in una situazione di difficoltà che ha bisogno di un amministratore di sostegno. Questo è stato uno dei motivi comunque per andare incontro alle esigenze del cittadino. Secondo me è una delle iniziative che dovrebbero essere un'iniziativa pilota e le altre amministrazioni comunali della nostra provincia di Vicenza dovrebbero pensarci bene e adottarla. Sicuramente diciamo che ci sono delle persone fragili anche nel nostro paese che possono averne di bisogno, però come è stato appunto annunciato possiamo essere anche di sostegno delle persone dei paesi vicini al nostro che appunto non hanno la possibilità di far partire questo progetto.